Ecco, la novità di oggi riguarda un fatto sicuramente che lei ha sottolineato molto, la mancanza della lingua della filosofia, dello studio della filosofia nelle scuole superiori. Sì, abbiamo notato in famiglia che, e con gli amici che insegnano negli istituti superiori di Agrigento, perché erano di Agrigento, comunque italiani, che nessun indirizzo di scuole superiori quest'anno prevede al quinto anno, ai cosiddetti esami di maturità, la filosofia come materia orale e nemmeno scritta. C'è la storia, la matematica al liceo classico, cose strane. Ma la filosofia, la mancanza della filosofia, noi che siamo, ho anche mandato subito la notizia al sindaco 3 giorni fa di Agrigento, perché lui è sindaco di Agrigento, della capitale della cultura, perché la capitale della cultura non è che finiva a fine gennaio o a fine dicembre scorso, la capitale della cultura dura fino al 2028 e bisogna sottolineare che la capitale della cultura non è d'accordo con questa scelta un po' scellerata, perché la mancanza della filosofia significa la mancanza del pensiero. La filosofia è una materia importantissima che attraversa tutte le altre materie, tra cui per esempio la matematica. Infatti Pitagora era filosofo, ma era anche il grande matematico del teorema di Pitagora e di altri teoremi, e così Euclide e tanti altri. Pertanto, cosa voglio dire? Che il parco letterario, insieme alla capitale della cultura, a quale noi abbiamo aderito, seppur poi non siamo riusciti per volontà, non si sa ancora di chi, ma sarà la Corte dei Conti a stabilire, gli investimenti che avevano assegnato per il parco letterario. Cosa vogliamo dire? Che la capitale della cultura non è d'accordo col fatto che la filosofia sia stata esclusa dagli esami di maturità. E come dice un mio buon amico, che tra l'altro ha una grande dimensione, un grande ruolo ad Agrigento, perché esercita un ruolo importantissimo, non faccio nomi, la responsabilità di questo degrado intellettuale che porta al bullismo, al cyberbullismo, è in gran parte della scuola e dei genitori e dei presidi che non sanno ancora dove mettere le mani perché non hanno un'autonomia mentale, l'hanno perduta. L'autonomia mentale che si aveva appunto con lo studio della filosofia e della storia in maniera critica, come mi insegnava l'ultima presa che ho avuto, che ha aperto un corso di filosofia proprio al liceo scientifico Leonardo, molto dignitoso a parte, fatto con professori del nord che venivano appositamente per fare studiare la filosofia e i corsi di filosofia agli studenti in maniera critica, la parola fondamentale è la critica. È uno studio critico che bisogna insegnare ai ragazzi non con l'ausilio del cellulare, non che con i cellulari vengono levati. Qui si sta andando verso l'assurdo si va verso, diciamo, ieri sera mi diceva un mio amico che tra l'altro è geometra a scuola scientifica, si va verso l'abolizione di tutte le materie che lasciano pensare, fanno pensare, inviano stimoli al pensiero dei giovani, dei ragazzi e dei nuovi cittadini che si vanno a preparare a 18 anni e che invece si vanno a inserire in uno studio proprio acritico senza possibilità di essere liberi del pensiero.